Quello di Barbarano Mossano nel Vicentino, morto schiacciato dal trattore mentre lavora nel vigneto. Flavio De Guio, questo è il suo nome, aveva 62 anni, cordoglio nel mondo vitivinicolo. Allerta per il caldo intenso e nuovi malori, ma stato di attenzione domani anche per i temporali in arrivo. Già oggi prime grandinate in montagna, Belluno danni al cimitero. Gran caldo e linee sotto pressione, blackout durante la notte all'ospedale di Bassano, episodio senza precedenti, pazienti critici trasferiti al Sant'Orso di Vicenza. Trappole, swap di incontri per rapinare e sequestrare le vittime, 2 arresti ed una denuncia dei carabinieri nei guai, 2 giovani di Schio di 19 e 21 anni. Indagini in corso ad Abano Terme, dove domenica una bottiglia piena d'acqua è stata lanciata tra i passanti nella zona pedonale della città. Nello stesso posto era stato aggredito un DJ. Prima il tamponamento tra tiri in A4 tra San Stino e Cessalto, poi lo scontro tra 2 camion in tangenziale a Mestre, giornata di passione nel veneziano, autostrada chiusa per ore. E giornata di passione domani in Val Brenta, dalle 9:30 a Valsugana chiusa al traffico e ai treni per il brillamento del grosso masso pericolante sopra l'abitato di Carpenè. Dopo George Clooney ha annunciato il secondo Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. A ritirarlo sarà la 93enne Ellen Burstyn, interprete dell'Esorcista e di Alice non abita più qui. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Come sempre in primo piano il nostro quesito. Questa sera vi stiamo proponendo una domanda per capire la vostra opinione sul tema Biennale di Venezia e taglio dei fondi. Vi ricordiamo che la vostra opinione si esprime semplicemente telefonando a uno dei 2 numeri che vedete in sovrimpressione. Sentirete il segnale di occupato, ma è così che registra la vostra manifestazione di opinione anonima e gratuita. Bene, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è il seguente: Russi alla Biennale, giusto il taglio dei fondi della UE? Potete naturalmente cominciare a chiamare, l'esito verrà reso noto nel corso di Ring in onda questa sera a partire dalle 20:45. Ed ora la cronaca con la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro. È accaduta questa mattina a Barbarano Mossano nel Vicentino, a perdere la vita un agricoltore di 62 anni. Sono episodi davvero scioccanti, soprattutto queste modalità di incidenti, no? lasciano pensare. Poi lui è una persona che aveva da sempre lavorato nell'azienda agricola, per cui molto esperta. Davvero sono attimi di disattenzione che costano la vita e in maniera molto tragica. Un mestiere a cui aveva dedicato tutta la vita. Flavio De Guio, 62 anni, 63 ad agosto, gestiva l'omonima cantina a Barbarano Mossano. Ed è proprio questo ad aver sconvolto ancora di più la comunità. Flavio è morto mentre faceva ciò che sapeva fare meglio. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 7:30 del mattino si trovava da solo nel vigneto in via Colombara. Era sceso dal trattore e stava raccogliendo della legna quando il mezzo agricolo lo ha improvvisamente travolto. All'arrivo del SUEM 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal di Vicenza. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Una persona nota e conosciuta in paese, in particolare nella comunità di Mossano, è la titolare di un'azienda vitivinicola, da tantissimi anni gestiva questa azienda, gestiva i vigneti di proprietà ed in sua disponibilità. Davvero una morte assurda per le dinamiche, in corso di accertamento, travolto dal trattore da solo, pertanto durante le lavorazioni, probabilmente lavorazioni che lui ha fatto per una vita intera, perché lui ha fatto sempre questa attività qua, pertanto davvero una morte inspiegabile che ha scosso la comunità. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso oggi un nuovo bollettino dichiarando l'allerta gialla per il rischio di ondate di calore fino a domani compreso. Per domani tuttavia all'allerta ondata di calore si aggiungerà anche quella per il rischio idrogeologico legato a temporali su tutto il territorio. Nonostante il permanere del caldo si prevede infatti tempo a tratti instabile con possibili rovesci e temporali, dapprima sulle zone montane
montane e pedemontane in estensione alla pianura tra il pomeriggio sera e la mattinata di giovedì. A causa del caldo oggi nel Trevigiano si sono registrati anche 2 malori che hanno fatto finire all'ospedale 2 anziani, un uomo di 88 anni ed un ottantenne di Montebelluna, che sono stati appunto portati all'ospedale per malesseri provocati dal caldo. I primi temporali sono già arrivati sulle Dolomiti, soprattutto nell'alta Val Belluna c'è stato un passaggio temporalesco in Comelico, grandine con chicchi grandi come noci nella vicina Pusteria sulle Dolomiti di Sesto. Una frana di notevole dimensioni si è abbattuta nella Val Campo di Dentro vicino al rifugio Tre Scarperi. Sembra scongiurato il rischio che delle persone siano rimaste appunto sotto la frana. E intanto a Belluno città danni al cimitero di Prade. Siamo stati fortunati che nessuno era in cimitero in quel momento e quindi non ci sono stati danni a persone ma a cose, nel senso che alcune tombe sono state colpite appunto dalla lamiera. Un vortice d'aria, quasi una mini tromba d'aria, ha sollevato e scaraventato a terra una parte della copertura nell'ala ovest del cimitero comunale di Prade a Belluno. È accaduto durante il fortunale che nel pomeriggio ha scaricato acqua, grandine e vento. È durata una manciata di minuti, ma tanto è bastato. Dall'assessora Lorenza De Cunovic la rassicurazione che i cittadini proprietari delle tombe danneggiate dalla copertura in lamiera saranno risarciti. È probabilmente il danno più rilevante causato dalle piogge delle scorse ore che hanno sconfinato dalle Alpi attraversando longitudinalmente il Bellunese. Se al mattino l'aria a tutte le quote è parsa immobile con i termometri rimasti sotto la soglia dei 30 gradi ma con un tasso di umidità soffocante, nel pomeriggio il cielo ha cambiato volto. Le nubi hanno preso rapidamente possesso delle Dolomiti e in pochi minuti il caldo afoso ha lasciato spazio alla forza del temporale. Pioggia intensa, raffiche di vento e in Comelico, sul Lauronzano e in quota a Cortina una grandinata violenta con chicchi grandi come noci capaci di imbiancare strade e prati nel cuore dell'estate. I temporali si sono abbassati fino a lambire la Val Belluna, Ponte nelle Alpi e Belluno soprattutto, per poi spostarsi sulle Dolomiti friulane. È il volto più estremo di un clima che passa, nel giro di poche ore, dall'afa opprimente alla violenza dei fenomeni atmosferici. Se da una parte il temporale ha riportato un po' di sollievo abbassando temperature e umidità, dall'altra ha ricordato ancora una volta quanto questi episodi possono essere improvvisi e intensi. Secondo i previsori di ARPAV il tempo resterà a tratti instabile anche mercoledì, con rovesci e temporali in estensione alla pianura con probabili fenomeni intensi. E c'è stato oggi anche un blackout all'ospedale di Bassano del Grappa, è scattata una corsa contro il tempo per trasferire i pazienti più critici a Sant'Orso. Durante la notte, in tarda serata di ieri, si è verificata un'interruzione della fornitura elettrica con delle modalità che non hanno precedenti rispetto agli accadimenti del passato, nel senso che l'interruzione ha riguardato entrambe le linee di fornitura dell'ospedale. Per fortuna gli ospedali hanno dei sistemi di sicurezza che sono ben strutturati proprio per far fronte anche a queste evenienze. È ancora visibilmente provato il direttore generale dell'U7, Giovanni Carretta, dopo una notte passata a gestire un blackout che non ha precedenti. Entrambe le linee che portano energia al San Bassiano sono saltate, lasciando l'ospedale e i suoi pazienti, il personale, letteralmente appesi a un generatore di energia. La situazione è stata ripristinata durante la notte, la prima linea intorno all'1 alle 2 di notte e la seconda alle 7 di mattina, quindi al netto di alcuni disagi, pochi per fortuna, che si sono manifestati, è andato tutto quanto molto bene. Alcuni pazienti in condizioni critiche sono stati spostati a Sant'Orso. Abbiamo sfruttato il sistema di rete presente all'interno dell'ULSS e abbiamo trasferito con calma e con le dovute modalità 6 pazienti presso l'ospedale di Sant'Orso, che ci ha supportato nella gestione di questo percorso che è stato fatto durante la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi.
La direzione sottolinea come il lavoro di squadra, l'organizzazione e la disponibilità dimostrata in un caso di vera emergenza abbiano contribuito a ridurre al minimo i rischi e i disagi. Al netto dell'episodio, che sicuramente non è stato, facile da gestire, però si è evidenziata la disponibilità, la capacità, la professionalità e la volontà di fare squadra da parte di tutti quanti i dipendenti dell'US, che ringrazio sentitamente. E ancora cronaca dal Vicentino, siamo a Schio, trappole su app di incontri per rapinare e sequestrare le vittime, 2 arresti e una denuncia. Trappole sulle app di incontri. L'obiettivo era rapinare le vittime. Dopo alcuni colpi, i carabinieri mettono nel mirino il gruppo criminale che agiva sempre secondo lo stesso schema. Attirava le vittime, uomini tra i 40 e i 64 anni, fissando appuntamenti al buio su una piattaforma online di incontri. Una volta sul posto, però, le vittime venivano aggredite violentemente da più giovani travisati e rapinate. A metà settembre 2025 un 43enne viene picchiato e gli vengono portati via portafogli e cellulare. Ai primi di novembre la vittima è un 40enne costretto a salire sui sedili posteriori della propria auto, immobilizzato e portato dai malviventi in uno sportello bancomat dove viene costretto a eseguire un prelievo. Pochi giorni dopo tocca a un 64enne veronese minacciato di morte e picchiato fino a perdere i sensi per essersi rifiutato di consegnare il denaro. In quel caso furono portati via alla vittima soldi, tessere bancomat e documenti d'identità. La svolta nelle indagini condotte dagli investigatori dei Carabinieri di Schio arriva con l'analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza cittadina e degli istituti di credito. Poi, sulla scorta delle prime risultanze investigative, scattano le perquisizioni domiciliari. Nel mirino degli investigatori 2 giovani scledensi a cui vengono sequestrati i vestiti utilizzati durante i colpi e i telefoni con le chat e i messaggi in cui pianificavano i dettagli delle aggressioni in tempo reale, segnalando l'arrivo imminente delle vittime. Accertate le responsabilità in 3 distinti episodi di un 19enne e di un 21enne, entrambi italiani che vivono a Schio. Nei loro confronti i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre un terzo risulta indagato in stato di libertà per un solo episodio. E proseguono le indagini sul rogo dell'azienda del sindaco Di Malo, si batte la pista della criminalità organizzata. Se la mano che ha provocato il primo incendio avesse poi continuato anche nelle altre parti del capannone, sarebbe stato un disastro ancora più grande anche dal punto di vista ambientale, ma soprattutto di disastro e quindi di dimensione del danno. Credo che siano tanti gli interrogativi, sia come sindaco sia come imprenditori, ma sicuramente questo tipo di atteggiamenti devono essere respinti, emarginati immediatamente, riconosciuti e messi subito sotto controllo, altrimenti non sono atteggiamenti che appartengono alla nostra comunità. Il sindaco di Isola, Francesco Gonzo, a Focus ieri sera ha indicato chiaramente qual è lo sfondo su cui convergono le indagini sul rogo che ha bruciato l'azienda del sindaco Di Malo. Del resto, lo stesso Moreno Marsetti ha ripetuto che l'attentato incendiario alla sua ditta in via Europa Isola è un'intimidazione di stampo mafioso ed è collegata alla sua attività istituzionale. In 16 anni di amministrazione idee me ne sono fatte tante, bisogna cominciare a prendere in mano la situazione e cominciare a risolvere le cose come devono essere risolte. Non si può più giustificare, il buonismo non può esserci più in una situazione quando soprattutto ci si accanisce contro un amministratore. Venerdì gli amministratori locali col sindaco di Schio, Cristina Marigo, alle 17 in municipio a Malo porteranno la loro solidarietà a Marsetti. Ti demolisce perché un amministratore che si trova in queste condizioni a dover amministrare già con difficoltà, perché già siamo impotenti davanti a certi temi come la sicurezza, ci metti l'impegno, ci metti la faccia e poi si riversa tutto nella tua proprietà, in una proprietà costruita e costituita in oltre 40 anni da mio papà. Adesso ci troviamo con oltre 2 milioni di euro di danni, stimo così, ma saranno anche di più, e con un dubbio se riaprire o non riaprire e continuare quello che ho svolto fino adesso. Ed ancora cronaca, indagini in corso ad Abano Terme, dove domenica una bottiglia piena d'acqua è stata scagliata tra i passanti nella zona pedonale della città.
Un lancio dall'alto verso la piazza, una bottiglia piena d'acqua e per fortuna di plastica che finisce a terra e si rompe, forse lanciata dal terrazzo di un condominio. È accaduto domenica sera intorno alle 22 in piazza della Repubblica ad Abano Terme. La denuncia arriva dai social da un testimone che allarmato scrive che per fortuna nessuno è stato colpito, ma che molti dei passanti nella zona pedonale sono stati sfiorati. C'è preoccupazione per un gesto che segue di un mese l'aggressione avvenuta sempre qui a Flavio Lacagnina, Fluffy DJ. Era il 13 giugno, quando il DJ che stava lavorando in un locale della piazza era stato prima insultato, poi picchiato da un uomo che lo accusava di non avere abbassato la musica. Naso rotto, ferite all'orecchio, semidistrutta l'attrezzatura, Flavio Lacagnina aveva rimediato una prognosi di 30 giorni e presentato denuncia ai carabinieri che stanno indagando. Proprio in questi giorni, inoltre, si è rivolto a un avvocato pronto a chiedere un risarcimento per i danni fisici e anche materiali, dato che solo per gli strumenti saranno necessari oltre 2.000 euro. Nel frattempo, chi lavora in piazza racconta di disagi legati alla musica che sono stati in parte superati in questi mesi, certo mai tali da giustificare violenze. La politica ha acceso botta e risposta ieri sera a ring tra il consigliere regionale leghista Roberto Marcato e Gianangelo Boff, sindaco di Tarso, deputato passato dalle fila della Lega a quelle di Futuro Nazionale. Temi dello scontro, gli organici delle forze dell'ordine, la remigrazione di centri di permanenza per i rimpatri. Sentiamo un estratto del dibattito. O qualcuno mi dice che noi dobbiamo vivere ostaggi nelle nostre città perché poi vengono fuori gli annunci roboanti del governo, 3.000 nuovi agenti, bravi, 3.000 nuovi agenti, peccato che il turnover annuale degli ultimi 10 anni è che ne vanno in pensione dai 4.500 ai 5.000 agenti. Abbiamo avuto una riduzione da il numero ideale, che dovrebbe essere 117.000 agenti in servizio sul territorio nazionale, oggi siamo sotto i 95.000 agenti. Pare che il governo abbia iniziato a ridurre le forze dell'ordine o comunque il turnover da un mese, da quando che Boff se andava via dalla Lega. Cioè, no, ricordo che lo faceva anche prima, ma mi non ho mai sentito venire qua da lei, direttore, con questo tono, no, e prendere con il governo perché non dava sufficienti uomini e donne da quando forze Boff ha lasciato la Lega e il Futuro Nazionale governarci e dice vabbè ho capito, ma allora avrebbe dovuto dirlo anche 6 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa. Sono andato per questo, no? Dirà lei. Sì, ho capito, quindi è gatta su mercoledì okay. E da mercoledì in poi improvvisamente capio che il governo non ha fatto il proprio dovere. Mi ha messo 4 anni per capirlo. No, per carità di Dio. L'abbiamo detto molto prima, l'ho detto molto prima. Poi la discussione si sposta sulla remigrazione, uno degli slogan dei vannacciani, ed ancora tra Boff e Marcato volano scintille. I 2 pilastri su cui si basa la remigrazione, CPR che non li vuole nessuno, non c'è nessun sindaco che farà il CPR a casa sua, e gli accordi bilaterali che non esistono, fai quello che puoi, cioè con molta fatica cerchi di rimpatriare quantomeno i più violenti, perché immaginare di fare la remigrazione non si può, ma lo dico anche a tutti quelli che a me mi spiegano sui social, che mi non capisco perché capisce tutto loro, non si può, i CPR non li fa nessuno. Ti ho fatto un CPR a casa tua, tu che sei un vernacciano, ho fatto un CPR a casa tua, no, ma perché se no diamo notizie subito ai tuoi cittadini del Tarso, giusto? Che domani mattina facciamo il CPR, lo fai a casa tua. No, raga, farlo lei a casa sua, puoi farlo mia P&B, no, ti ho fetti a casa tua, visto che voi li teorizzate, ti fetti a casa tua, non ti fai neanche a casa tua. E ora, dove li facciamo questi CPR? Tutti a Salerno, dove facciamo il CPR? Il problema che hanno i sindaci con i CPR è che i CPR oggi sono delle strutture, degli alberghi, dove questi signori vengono accompagnati, poi possono uscire e girare per le città, fare quello che vogliono. Sono persone che devono essere espulse dal nostro paese. Se devono essere espulse dal nostro paese, devono essere messe in strutture che siano di detenzione, dove sono chiuse all'interno e man mano vengono espulse e riportate a casa loro. Nei CPR ad oggi ci sono tantissime. Lo faccio a casa mia. Prima il tamponamento tra Tirina 4 stamattina tra San Stino e Cessalto, poi lo scontro tra 2 camion in tangenziale a Messe. Quella di oggi è stata una giornata di passione nel veneziano, 2 feriti e autostrada chiusa per ore.
Ennesimo incidente in A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto, dove 3 camion si sono tamponati. Erano circa le 8:30 del mattino quando i 3 mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Venezia si sono scontrati. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo, estratto dai vigili del fuoco, è stato affidato alla cura dei sanitari e non è ora in pericolo di vita. Per consentire l'arrivo dei soccorsi è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia, con l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Chiuso anche lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Disagi al traffico, lunghe code per tutta la mattinata. Il tratto è stato riaperto intorno alle 11:15. Nel primo pomeriggio, invece, sulla tangenziale di Mestre si sono scontrati altri 2 camion, causando pesanti ripercussioni sul traffico, con code fino a 3 km in direzione Trieste. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo Castellana. Uno dei conducenti, rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, è stato estratto dai vigili del fuoco e soccorso dal personale del SUEM 118. E domani chiuderà anche la Val Sugana dalle 9:30, Val Brenta, chiusa al traffico e ai treni per far brillare un grosso masso pericolante sopra l'abitato di Carpenè. Val Sugana chiusa al traffico, treni bloccati, popolazione in preallarme. Sarà una mattinata di passione quella di domani per tutta la Val Brenta, interessata dalle operazioni di brillamento di una massa rocciosa pericolante sopra l'abitato di Carpanè. La statale 47 sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 9:30 alle 10 e comunque sino al termine delle operazioni che riguardano un masso di 500 metri cubi. Idem per i treni e per l'attività fluviale. Tutta l'attività in valle sarà paralizzata durante l'esplosione e fino alla messa in sicurezza definitiva. Verrà intercluso totalmente dalle 9:30 alle 10, alle 9:45 salvo imprevisti è identificato il momento nel quale si effettuerà il brillamento. Sarà una cosa molto rapida a cui però seguirà una fase di bonifica, di verifica delle condizioni della rete ferroviaria e della sottostante statale 47. Sarà chiusa anche l'area camper, mentre per quanto riguarda la popolazione c'è una sola abitazione che potrebbe essere coinvolta dall'esplosione e i residenti sono già stati messi in preallarme. Si confida che tutto ovviamente avvenga senza problemi, dovrebbe essere una cosa abbastanza rapida. Ciò non toglie ovviamente che ci saranno delle ripercussioni seppur limitate su una strada trafficata come quella della statale 47. Il distretto dell'Occhialeria Bellunese perde occupati e guarda con preoccupazione al futuro. Stamane il focus su una ricerca presentata ai delegati di CGIL Cisle Will. È vero, Romano, che l'occhialeria non sta bene? Non sta bene come una volta. I motivi sono ovviamente di quadro internazionale, i dazi americani. Se pensiamo in questa provincia si produceva 1/4 di esportazioni per quel mercato lì, sono molto ridotti e poi c'è questa ascesa della Cina che fino a qualche anno fa non era prevista con questa velocità e anche con queste caratteristiche. Se non è allarme poco ci manca, 10% di occupati in meno in un solo anno, il dato che fotografa il momento difficile attraversato dal distretto dell'Occhialeria Bellunese. Nel 2025 si sono contati 335 licenziamenti collettivi e circa 1000 contratti a termine o in somministrazione non rinnovati. Il ricercatore Luca Romano ha analizzato i numeri e osservato l'avanzamento della Cina. La Cina oggi non solo primeggia per quantità di occhiali prodotti, ma anche ha fatto passi da gigante nel miglioramento della qualità. Lo studio guarda anche alle prospettive del settore. Gli smart glasses rappresentano una possibile opportunità, ma la produzione dipende ancora in larga misura dalle tecnologie e dai componenti asiatici, rendendo necessarie partnership internazionali. Sul fronte sociale emerge invece un territorio più fragile rispetto al periodo pre-pandemia, tra invecchiamento della popolazione, fuga dei giovani e difficoltà nella conciliazione tra lavoro e famiglia. Le soluzioni riteniamo vadano trovate insieme, dagli investimenti per le unità abitative, da programmi e progetti di politica industriale che guardino al futuro, vedi l'occhiale intelligente, da piani di formazione e riqualificazione professionale e anche strumenti, un patto forte tra i grandi player e le aziende piccole. Dobbiamo in qualche modo agire per tentare di aggredire
e credo che la ricerca in qualche modo lo evidenzi, il problema è affrontarlo. Bisogna avere, a nostro giudizio, un'idea di dove questa provincia debba traghettare a breve, medio e lungo termine. Servono risposte a titolo di servizi, partendo dalla sanità, arrivando agli asili, agli asili nidi, quindi rendere appetibile un settore, ma rendere anche un territorio appetibile affinché le persone che confluiscono nel nostro territorio permangano e diano anche quel contributo per consolidare un settore che ad ora sta attraversando una situazione sicuramente non difficile. I sindacati chiedono ora un confronto con istituzioni e imprese per rilanciare la competitività del distretto e salvaguardare occupazione e competenze, considerate il patrimonio più importante dell'occhialeria bellunese. La Biennale di Venezia ha annunciato l'assegnazione del secondo Leone d'Oro alla carriera dell'83esima Mostra Internazionale del Cinema. L'attrice statunitense Ellen Burstyn, premio Oscar per Alice non abita più qui di Martin Scorsese. L'interprete, celebre per capolavori come L'Esorcista e Requiem for a Dream, riceverà il riconoscimento durante il Festival cinematografico in programma dal 2 al 12 settembre, affiancando il già annunciato George Clooney. E restiamo a Venezia perché si avvicina la festa del Redentore ed Antenna 3 sabato 18 luglio a partire dalle 20:10, subito dopo i nostri telegiornali sarà in diretta per seguire la notte famosissima a Venezia. Ci saranno collegamenti dei nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione, fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti con il naso all'insù per 40 minuti. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo. Arrivederci.